All'interno della Fiera Amata a Portoviro, interessante mostra collettiva di pittura a cura degli artisti del Delta. Ascoltiamo un po' di protagonisti: il sindaco Mauro Veronese e l'ideatrice e la curatrice della mostra Gabriela Dumas. Fiera Amata, siamo tra l'altro davanti alla mostra degli artisti del Delta, bella mostra, importante, e quanto importante in ogni caso per la vostra comunità questa fiera. Beh, sicuramente è molto importante perché nella giornata di oggi arrivano tantissime persone qui a Portoviro, sia cittadini ma anche non cittadini, signori dei paesi limitrofi, e quindi Portoviro riprende e ottiene come sempre quel ruolo di centralità che ha sempre avuto negli scambi e anche nella vita sociale e culturale della nostra zona. Come si spiega che è così sentita ancora questa fiera? Ma sai, credo che tutto quello che è tradizione, tutto quello che è un po' il contatto con quelle che sono le nostre origini, insomma, si fatica giustamente a lasciarlo andare, ma giustamente, perché insomma è un tratto distintivo da dove arriviamo, e quindi ci detta la via anche di dove vogliamo andare, quindi sicuramente la tradizione è il collante di questa manifestazione. È stata dedicata a lui, al grande Doriano Tortello. Bravi, buon applauso, Gabriela Dumas, che sicuramente è stata l'ideatrice di questa bellissima mostra Artisti del Delta. Qua siamo tra l'altro nell'atrio del comune di Portoviro per celebrare un grandissimo artista. Sì, è venuto a mancare uno dei nostri soci fondatori del nostro gruppo artistico, Doriano Tortello. Per questo abbiamo voluto dedicare questa mostra proprio al suo nome. Infatti qui nell'atrio del comune ci sono 6 opere sue e mi sembra quasi che sia qua vicino a noi, che sorride con il suo modo di fare sempre un po' ironico. La mostra comunque è in parte qui e in parte anche nella nostra sede di Piazza della Repubblica, dove ci sono più di 40 opere. Il titolo della mostra è Fiera Amata, le bancarelle al mercato, un mercato e bancarelle, e abbiamo veramente, tutti gli artisti sono bravi, però abbiamo delle punte di diamante nella mostra che sono veramente eccezionali. Dei nomi tipo Vico Calabrò, uno degli ultimi freschisti italiani, ha più di 80 anni, continua a fare gli affreschi, io mi onoro di essere una sua allieva. Abbiamo Romeo Battisti, proprio notizia di ieri, è stato scelto fra 10 pittori mondiali più bravi insieme ad artisti di Tokyo e del Giappone. Venite a visitarci, è una mostra bellissima, sarà aperta fino al 22 e il 16 di novembre verrà inaugurata, sempre con i quadri che non siamo riusciti a far stare nelle 2 location, nell'ex macello, nella biblioteca, aprirà il 16 e chiuderà il 22 di novembre.